Sono con Valeria Ribani, vicepresidente di ARAD, associazione presente oggi all'ippodromo in questo pomeriggio dedicato al Gran Premio della Vittoria. Parliamo di questa giornata, siete appunto presenti nel nostro parterre, le vostre attività e soprattutto ricordiamo che siete collegati anche ai comitati di quartiere. Sì, assolutamente. Oggi intanto è stata una giornata bellissima, piena di bambini, pieni di persone. Noi siamo appunto un'associazione che si occupa di demenze e siamo molto presenti nel nostro territorio con un caffè Alzheimer presso la casa di quartiere Montanari. In questo momento siamo anche nello spazio comune di Pescarolla con un'attività condominiale di stimolazione cognitiva con persone anziane e soprattutto abbiamo un patto di collaborazione per la città, la comunità amica della demenza con il quartiere Navile e condiviso soprattutto con i commercianti della Bolognina, quindi con Viva Bolognina, con Progetto Bolognina e anche ASCOM, anche le organizzazioni sindacali dei pensionati del territorio, moltissime altre realtà come per esempio il comitato di strada degli artisti della Bolognina, insomma quindi con una variegata realtà fra cui TIPER a cui faremo proprio la formazione per avere delle realtà più accoglienti per le persone con demenza ed anche per i loro caregiver. Bene. Volevo solo dire che ringrazio molto della ospitalità e noi siamo molto legati ai cavalli perché abbiamo proprio un'esperienza di ipoterapia con le nostre persone con demenza, quindi l'ippodromo era proprio il posto giusto per esserci oggi. Bene, speriamo ovviamente di rivedervi nel nostro parterre. Ringrazio Valeria Ribani e per ora è tutto.